Piedi, di mettere via il telefono che lo sta usando e di alzarvi in piedi in modo che possiamo iniziare il nostro culto, e ricordando sempre, ci tenevo a sottolineare l'importanza e la preziosità del fatto di essere qua questa sera, perché vuol dire che abbiamo deciso di dare priorità a questo momento di culto, a servire il Signore, o comunque ascoltare la sua lode, ascoltare quello che ha da dirci. Quando potremo fare 3000 altre cose, noi siamo qua questa sera, e quindi è davvero importante che entriamo in questo spirito di adorazione adesso, in questo momento, in modo che possiamo ringraziare il Signore di averci dato la possibilità di essere qua, perché non è semplice, soprattutto per chi lavora, per chi ha altri impegni, e soprattutto ringraziare il Signore per poter essere stato insieme a noi durante tutta questa settimana di difficoltà. Immagino che ognuno di voi abbia avuto provazioni, abbia avuto tante difficoltà che solo Dio sa probabilmente. Quindi in questo momento alziamo gli occhi al Signore, apriamo il nostro cuore a Lui e davvero offriamogli questa lode dal profondo del nostro cuore, ringraziandolo per quello che è, per quello che fa per noi e perché ci ama in ogni momento, in ogni situazione, in modo incondizionato. Quindi per iniziare vorrei pregare per questo culto. Signore, ti ringrazio, Padre, di averci dato la possibilità di essere qua questa sera. Ti ringrazio per ogni mio fratello e ogni mia sorella che questa sera ha scelto di poter assistere al tuo culto e ascoltare la tua voce, Signore. Ti chiedo che non possano venire delusi, Signore, che tu possa parlare al loro cuore, Signore, che loro possano davvero ricevere la parola che il loro cuore ha bisogno di sentire da te, Padre. E quindi, Signore, ti chiedo di manifestarti questa sera, di poter manifestare la tua presenza, Signore, di poter parlare ai nostri cuori, di poter curare quello che c'è da curare, di poter abbracciare le persone che hanno bisogno di un semplice abbraccio tuo, di un semplice sentire la tua presenza nella loro vita, Signore. E ti ringrazio, Signore, perché so che tu sei qua in mezzo a noi, so che tu provvedi ad ogni cosa per noi, ad ogni nostra necessità, Signore. A volte passa inosservato ai nostri occhi, Signore, ma tu sei sempre lì a lavorare per le nostre vite, per il nostro benessere, per il nostro bene, Signore. Quindi ti ringrazio, Signore, per questa cura che hai nei nostri confronti, Padre. Ti chiedo di benedire questo culto, che la lode e l'adorazione possa venire dal profondo dei nostri cuori, Signore, che nulla possa distrarci, Signore, che qualsiasi tentazione, Signore, qualsiasi spirito che voglia distrarci da questo culto, Signore, tu possa scacciarlo nel nome di Gesù, Padre, perché questo è il momento in cui possiamo adorare in comunità, in comunione con i nostri fratelli, Signore. Quindi ti chiedo di togliere le distrazioni, Padre, che possiamo concentrarci su di te, sulla tua presenza, sulla tua adorazione, Signore. Ti chiedo di benedire il predicatore, Signore, che tu possa parlare attraverso la sua vita, Signore. Ti ringrazio, Padre, perché ci hai concesso di poter partecipare a questo culto, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Buonasera Chiesa, vi voglio invitare a lodare il nome santo di Gesù, che possiamo cantare a Lui, che possiamo lodare a Lui, che Lui sia il nostro obiettivo questa sera. Amen. Io ti cerco, vengo a te, Signore, mentre ancora in silenzio sei. Io ti cerco, e adesso aspetto a te, rivelati a me, Signore, voglio te. Cantiamo, Signore, ti voglio. Signor, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Vogliamo toccarti, Signore, voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Sto seguendo, cercando te, la corona conquista. Sto lottando, niente può fermarmi perché sto seguendo te. Signore,
Signore, ti voglio. Signore, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Vogliamo toccarti, Signore. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Signore, ti voglio. Signore, ti voglio seguire te, io voglio più di te. vogliamo toccarti, Signore. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Ancora una volta cantiamo, Signore, ti voglio. Signore, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Vogliamo toccarti, Signore. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Se il sole tramonta, viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei il nostro rifugio, mio rifugio. Se nel mare io affondo la tua mano, su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Cantiamo se il sole tramonta. Se il sole tramonta, viene la notte, tu sei la nostra guida, la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Se nel mare io affondo la tua mano, su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque. Tu sei, Signore, tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Cantiamo alleluia a Lui, che Lui merita. Io affondo
cammina sopra le acque. Tu sei, Signore. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Ringraziamo il nostro Dio perché Lui è qua in questa sera, che possiamo lodarlo, adorarlo come merita Lui. Possiamo dichiarare che questa è la tua casa, che questa è la casa che abita il Signore, che qua il suo Spirito Santo cammina, che qua la tua presenza è sovrana, che possiamo dichiarare perché Lui merita. Che possiamo dichiarare che Lui è il nostro Padre, che Lui è il nostro Signore, che Lui è il nostro Salvatore, perché Lui merita tutta la nostra lode, tutta la nostra adorazione. Lui merita. Non è che siamo qua solo per passare una sera, ma siamo qua per lodare il tuo santo nome. Siamo qua per dichiarare che Lui è santo e che Lui è sovrano, che noi siamo nulla senza di Lui. Per questo, Padre, ti ringraziamo, Signore. Il Signore è potente, Padre, che la tua presenza, Signore, è manifestata qua, Signore, in questa casa. E dichiariamo, Signore, che la casa è tua, Signore. Grazie, Signore. Entra, Padre, in questa casa, Signore. Tu sei venuto qui, la casa è il tuo vento qui, prendi il tuo trono, regna in noi, noi vogliamo te, noi vogliamo te. Dichiari che questa è la tua casa. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Dichiari che questa è la tua casa. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Ancora una volta. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Ancora. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Sii innalzato, che il tuo nome il tuo nome cresca, vieni invocami, vieni invocami. Sii innalzato, che il tuo nome cresca, riempici di te, riempici di te. Sii innalzato, che il tuo nome cresca, vieni invocami, vieni invocami. Dichiari che questa è la tua casa. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Dichiari con tutto il
il cuore che questa è la tua casa. Questa è la tua casa, Signore. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Sii innalzato, che il tuo nome cresca, riempici di te, riempici di te. Sii innalzato, che il tuo nome cresca, vieni infocami, vieni infocami. Sii innalzato, sii innalzato, che il tuo nome cresca, riempici di te, riempici di te. Sii innalzato, che il tuo nome cresca, vieni infocami, vieni infocami. dichiari questa casa. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Con tutto il cuore. Gesù, questa è la tua casa, Signore. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù, ancora una volta perché Lui è qua in questo momento. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Credi ancora una volta. Questa casa è la tua casa, la consegniamo totalmente a te, Gesù. Questa è la tua casa, Signore. Questa è la tua casa, Signore. Questa è la tua casa, Signore. Ogni tanto non capiamo, Padre, quanto isso è potente, Signore, dire che questa è la tua casa, Signore. Questa è la tua casa veramente, Padre. Questa è la casa che il Signore sta parlando, Padre. Questa è la casa in cui il Signore si manifesta. Questo è il momento che possiamo adorarti, Signore. Sono qui prostrato davanti a te, vieni Signore, vieni Signore. Portaci, Signore. Portami con corde d'amore a te, ti dono il mio cuore, ti dono il mio cuore, io mi arrendo. Riempici, Signore. Riempimi di grazia, inondami, ho sete di te, ho sete di te. Le braccia mie alzo verso di te, parla mio Dio, parla mio Dio, io mi arrendo, io mi arrendo, voglio
conoscerti, voglio sentirti qui. Io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Il tuo spirito scenda su di me, compi, Signor, il tuo volere in me. La tua gloria mostra su di me, compi, Signor, il tuo volere in me. Canti tu spirito. Il tuo spirito scenda su di me, compi, Signor, il tuo volere in me. La tua gloria, Padre, la tua gloria mostra su di me, compi, Signor, il tuo volere. Signor, il tuo volere in me. Dichiara: io mi arrendo. Io mi arrendo. Dichiari con tutto il cuore. Voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Dichiari: io mi arrendo. Io mi arrendo, vogliamo conoscerti, Signore. Voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Io mi arrendo, io mi arrendo. Voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Io mi arrendo, io mi arrendo. Dichiari con tutta la tua voce. Voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Grazie, Signore. Grazie, Padre, perché siamo qua, Padre, nella tua casa, Signore. A lodare il tuo santo nome, Signore, dichiarare che vogliamo, Signore, sentirti, Padre, a dichiarare, Padre, che vogliamo conoscerti, Signore. Oh, Padre, ti chiediamo, Padre, da essere qua, Signore, da parlare, Padre. Vorremmo veramente sentire quello che hai da dire, Signore. Sia sovrano, Padre, in questo momento. Padre, che la tua volontà, Signore, sia manifesta qua, Padre. Che possiamo, Signore, ogni giorno sentire più del tuo amore, più della tua presenza, Padre. Che possiamo ogni giorno, Signore, avere più voglia di lodare il tuo santo nome, Padre. Di leggere la tua parola, Signore. Che ogni giorno, Padre, abbiamo più voglia di conoscere il tuo regno, Signore. Perché non ha niente, Signore, in questo mondo più bello del tuo amore, Signore. Non è niente più bello, Padre, del tuo sacrificio, Signore. Non è niente più bello del tuo regno, Signore. Per questo, Padre, vogliamo chiederti, Signore, da essere qua, Padre, da parlare, Signore, da manifestare il tuo Spirito Santo, Signore, la tua presenza, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Signore.
Potete sedervi.